Buongiorno ragazzi! Allora, dopo la camminata ci rimettiamo sui pedali e sulla sella per fare un percorso della G-Love, del Gravel Land of Venice, e faremo la veneziana e sarà un giro di circa una settantina di chilometri più o meno fra le campagne qui nei dintorni della zona qui, e sarà completamente pianeggiante il percorso, però andremo praticamente a visitare un po' di posti particolari di questa zona qui, e non vi resta altro che seguirmi, ok? A dopo! Eccoci qua ragazzi, dunque abbiamo fatto praticamente, la partenza era da Cappella di Scorzè, abbiamo fatto la Carareccia del Passante fino ad arrivare un po' dopo Martellago, girare per Robegano, poi abbiamo proseguito per strade interne fino ad arrivare a questa bellissima Oasi Licaena. Praticamente l'Oasi Licaena, la Licaena cos'è? È una farfalla di quel colore, dunque un colore arancione, che è praticamente quasi estinta in tutta Europa. Però in questo parco, che è stato rivalorizzato dai consorzi di bonifica, ha cominciato praticamente a riprodursi in questo ambiente naturale. Purtroppo non ci si può entrare perché è chiuso. Niente, adesso vediamo come possiamo aggirare il problema. Ragazzi, lasciamo Salzano per andare a Mirano, sempre per strade sterrate e sentieri, guardate. Ragazzi, dunque abbiamo fatto i 25 km, dunque ricapitolando siamo partiti da Cappella di Scorzè, siamo arrivati praticamente fino a Salzano, da Salzano tra strade, stradine, ville venete fantastiche, maestose, siamo arrivati fino a Milano. Adesso si prosegue per Santa Maria. Ragazzi, siamo arrivati a Veternigo, dunque abbiamo lasciato Milano, fatto tutto il Muson per dunque l'argine del Muson, siamo praticamente sbucati un po' a Veternigo, adesso siamo sul Graticolato Romano, c'è tutte queste strade che si incrociano proprio a 90 gradi. Proseguiamo, arriviamo a
Santa Maria di Sala. Allora ragazzi, siamo arrivati anche a Santa Maria di Sala. Qui abbiamo alle nostre spalle la Villa Farsetti. Allora partiamo adesso da qui e arriviamo fino a Noale. Eccoci qui ragazzi, dunque, prima di arrivare a Noale abbiamo fatto tappa a Stigliano, avete visto abbiamo fatto il muson tutto l'argine, fantastico, molto bello, siamo usciti a Stigliano e siamo arrivati qui al castello per vedere questo magnifico spettacolo, guardate. Bella, vero? Ok, allora adesso ripartiamo e andiamo adesso verso Noale, ok? Ciao! Ragazzi, siamo arrivati a Noale. Non so se avete visto che razza di spettacolo, è uno dei borghi qui nella nostra regione che è uno dei più belli e fantastici che si possono esistere, ricchi di storia, di cultura e di bellezza. Guardate. Allora ragazzi, abbiamo passato Noale, avete visto che spettacolo, e adesso siamo diretti verso Cappelletta, poi da Cappelletta andremo verso Scorzè dove si chiuderà il nostro giro. Questo fantastico tramonto si conclude la traccia, la veneziana, 70-72 km circa, è bellissimo il percorso, pianeggiante, comunque senza
alcuna difficoltà, lo possono fare chiunque, mountain bike, muscolari, gravel, elettriche, eccetera, eccetera, eccetera. Bene ragazzi, alla prossima, non so se con gravel o non solo, adesso vedrò. Iscrivetevi al mio canale, mettete la campanellina per i prossimi nuovi video, seguitemi su YouTube e su Instagram, sempre a Non Solo Gravel Andre, e alla prossima. Ciao ciao!